Cosa ne pensa della separazione delle carriere, che in atto c'è un grande dibattito al Parlamento nazionale, un suo qualificato punto di vista? Una grossa impostura, è una cosa che sicuramente non agiovolerà in qualche modo il miglioramento della giustizia e servirà soltanto a creare un ulteriore fraintendimento nel portare a conoscenza dei cittadini i veri valori della giustizia. Il pubblico ministero ha una sua dignità se fa parte della giurisdizione, se viene sottratto alla giurisdizione offrirà sicuramente meno garanzie ai cittadini in un settore così delicato come l'esercizio dell'azione penale. Molti dicono che la giustizia dovrebbe smaltire il grande, diciamo, purtroppo ci sono dei tempi lunghissimi. È verissimo e purtroppo negli anni le riforme che si sono succedute in realtà hanno ancora più accentuato questa situazione, ma da questo punto di vista la separazione delle carriere non agevolerà e non accorcerà di un giorno i tempi della giustizia. Le riforme sono altre, le riforme dovrebbero passare da una razionalizzazione delle procedure, da un adeguamento degli organici e da un funzionamento più celere della macchina giudiziaria, eliminando i tanti appesantimenti che noi addetti ai lavori conosciamo e che però in sede di riforma non si è mai potuto o voluto eliminare. Forse manca anche un po' di volontà, forse a qualcuno va bene che la giustizia abbia questi tempi lunghi? Si diceva che a pensare male qualche volta ci si azzecca.